Benvenuti nella puntata del giovedì di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il giovedì parliamo di prima categoria, ma parliamo anche dei 4 gironi del campionato di promozione. Siamo in onda a partire dalle 20:30 sul canale 19 di TVM Palermo. Se volete rivedere questa puntata potete anche visitare la pagina Facebook Penalty oppure il canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Partiamo subito con il campionato di promozione e partiamo con il girone A. Si è giocata la terza giornata di ritorno, subito la schermata dei risultati. Bagheria Calcio batte Regina Mundi 3-0, Valderice Calcio batte Renzolo Piccolo 2-0, Borgetto Giardinello Margheritese 2-1. Aspra batte 90-011 Bagheria 3-1, vittoria fuori casa del CUS Palermo 2-0 contro il Mazzara ed infine Montelepre batte Sport Palermo 4-1. Continua la marcia positiva del Montelepre, ancora al primo posto in questo girone A del campionato di promozione. La squadra di guida è al primo posto con 40 punti, 37 Bagheria Calcio, 33 Regina Mundi, con 28 Aspra e CUS Palermo. 24 punti Borgetto Giardinello e Fulgatore, con 19 Alcamo 1928 e Margheritese 2018. 16 punti Sport Palermo, con 13 Mazzara, con 12 punti 90-011 Bagheria e Valderice Calcio. Chiude la classifica la Renzolo Piccolo con 9 punti. Siamo molto contenti, la partita chiaramente importante, d'alta classifica, aveva un significato particolare perché, come ho detto ai ragazzi, questa squadra al girone d'andata è stata la squadra che ci ha messo sotto in maniera netta, per cui avevamo voglia di dimostrare che non eravamo quelli dell'andata. La partita è stata una partita complicata, loro sono stati bravi, sono stati in partita nonostante hanno subito immediatamente l'espulsione, quindi l'inferiorità numerica, ma sapevo che quell'espulsione paradossalmente avrebbe caricato ulteriormente loro e alzato, diciamo, la nostra quota di responsabilità sulla partita. Quindi i ragazzi sono stati bravi, abbiamo trovato il gol, sono felicissimo per Giorgio che sta tornando a essere quello che deve essere, il nostro capitano, il nostro leader, ha fatto 2 gol, è stato determinante, quindi giornata migliore non potevo augurarmi oggi. I ragazzi erano molto carichi perché nell'ultimo periodo su questa squadra si sono dette tante cose. Noi sappiamo come sono andate le partite, siamo rimasti sempre sul pezzo, sempre compatti, stiamo lavorando al massimo, anche nelle settimane in cui magari abbiamo perso dei punti in maniera anche un po' rocambolesca, per cui per arrivare in fondo ai campionati bisogna essere squadra, bisogna essere gruppo e questa squadra me lo sta dimostrando settimana dopo settimana, quindi in questo momento è chiaro che noi oggi abbiamo vinto una partita molto importante, ma il campionato è ancora lungo, davanti c'è una squadra che sta dettando legge ormai da 11 partite, se non sbaglio ha fatto 11 partite, 11 vittorie di fila, quindi è giusto che si parli tanto di questo Montelepre che sta facendo qualcosa di veramente importante, ma il Bagheria c'è e ci sarà fino alla fine per duellare per la vittoria di questo campionato. Era quello che volevamo fin dall'inizio, l'importante era portare a casa i punti, lo abbiamo fatto con gran merito, la squadra ha dimostrato di avere del posto che ha in questo momento. Ieri abbiamo visto la grande partita del Bagheria e quindi noi dovevamo dare una risposta e l'abbiamo data. Abbiamo vinto in un campo difficilissimo dove era una squadra molto vincosa e i ragazzi oggi hanno meritato in pieno questi 3 punti e quindi anche il primo posto. Successo meritato, soffertissimo contro un grandissimo avversario, Ostico, che è rimasto in 10 dopo 10 minuti del primo tempo, e quindi devo fare complimenti al mister Scalia perché hanno tenuto alla grande il campo, ci hanno dato filo alla torcida per tutta la partita. Il risultato poi forse alla fine poi è stato esagerato per come l'abbiamo chiusa col 4-0, perché fino all'1-0 la partita è perfettamente in equilibrio. Noi non siamo mai stati lucidi e bravi a chiudere la partita, ci siamo fatti prendere dalla frenesia, dalla voglia di andare a chiudere la partita, ma non siamo mai riusciti ad essere incisivi per come lavoriamo tutta la settimana. Dobbiamo lavorare molto su questo punto di vista, perché alla fine poi gli episodi ci hanno dato ragione. Abbiamo trovato il secondo gol bellissimo con Nacio
però dobbiamo crescere da questo punto di vista perché, ripeto, in un campo difficilissimo contro un avversario fortissimo dovevamo gestire meglio la partita con un uomo in più. È molto agguerrito, è molto esperto e quindi questi sono 3 punti che valgono il doppio, perché tutti sappiamo e sapevamo che questa era una tappa dove noi la temevamo parecchio, quindi poi abbiamo fatto un 4-1 e penso che nelle occasioni che ci sono state è tutto meritato. Noi stiamo volando sulle ali dell'entusiasmo, stiamo volando inseguendo un sogno che all'inizio stagione non ci credeva nessuno, gli unici pazzi eravamo io e Piero Gatto, che sotto banco man mano che si allenavano i ragazzi dicevamo che questo era un gruppo che poteva fare un grandissimo campionato. Vederli lavorare, giocare in questo modo, lottare palla su palla in un campo, ripeto, difficilissimo contro una delle squadre più esperte del campionato è stato un sinonimo di grandissimo orgoglio da parte mia e dello staff, perché la squadra è stata incommiabile in tutto e per tutto, ripeto, guardo sempre quello che non va anche dopo una vittoria ed essendo molto realista, ripeto, siamo stati poco lucidi a chiudere la partita, ma comunque un plauso immenso va ai miei ragazzi e a questo pubblico che oggi ci ha sostenuto fin da subito. Torniamo con i 3 punti di stacco e quindi aspettiamo questo scontro diretto. Domenica intanto aspettiamo un'altra partita importante contro il Mazzara, ricordiamo che una partita abbiamo perso proprio contro il Mazzara, quindi ci teniamo a fare bene intanto domenica e poi pensiamo allo scontro diretto contro il Bagheria. Duello a 2 dunque nel girone A del campionato di promozione. Sarà un duello che porterà certamente soltanto una squadra al campionato di eccellenza la prossima stagione. Chi vincerà tra Montelepre e Bagheria Calcio? Tutto questo lo scopriremo chiaramente nelle prossime settimane. Voltiamo pagina e adesso parliamo del girone B. Anche nel girone B continua il duello tra Messana 1966 e San Fratello Acquedolcese. Questi i risultati delle partite che si sono disputate domenica. Sant'Alessio batte Atletico Messina 1-0, Promende Calcio batte Valdinisi Calcio 2-1, Monforte San Giorgio batte Città di Galati 2-0, Messana 1966 che vince fuori casa 2-0 contro la Sant'Angiolese, Città di Villafranca batte Orlandina Calcio 3-2, Aluntina batte Città di Mistretta 2-1 ed infine San Fratello che vince fuori casa 1-0 contro la Nuova Rinascita. E come abbiamo detto poc'anzi, continua il duello dunque per la testa di questo girone B del campionato di promozione. Attualmente al primo posto abbiamo la Messana 1966 con 42 punti, con 41 San Fratello Acquedolcese, 29 punti Promende con 28 Orlandina Calcio, 27 punti Monforte San Giorgio con 25 Città di Mistretta, 24 punti Valdinisi Calcio e Città di Villafranca con 23 Sant'Angiolese, 13 punti Città di Galati con 12 Atletico Messina, 10 punti Nuova Rinascita, 9 punti Aluntina, chiude la classifica il Sant'Alessio con 6 punti. La Luntina del neotecnico Lorenzo Miracola firma l'impresa nella terza giornata di ritorno in promozione, batte e rimonta il Città di Mistretta, quinta forza del girone B, e torna a vincere dopo un digiuno che durava dallo scorso 6 di ottobre. La sfida aperta e combattuta si accende subito e dopo la zuccata di Salerno che si perde larga non di molto. Gli ospiti passano al minuto 15 quando Ducure raccoglie il cross di Atta e di testa mette alle spalle di Andrea Bontempo, firmando così l'1-0 a Mastratino. I biancoazzurri la potrebbero chiudere poco dopo, Salerno però viene fermato sul più bello dal decisivo intervento in uscita del portiere. Poi la Luntina viene fuori dal guscio sfiorando per 3 volte il pareggio, prima con Martin Mammana che di testa scheggia il palo alla destra del portiere, poi con Alessio Lunghitano la cui botta è disinnescata in tuffo da un super d'amico e infine con Lima che sulla ribattuta centra il secondo legno di giornata. Non c'è un attimo di tregua e sul capovolgimento di fronte il Mistretta avrebbe la chance per raddoppiare, ma Andrea Bontempo dice di no al sinistro
sinistro di Atta e sul proseguo dell'azione Salerno da pochi passi non centra incredibilmente lo specchio della porta. Bersaglio che nel finale di frazione non trova nemmeno la luntina, con i tentativi operati da Jack Bontempo e da Lima che si perdono fuori non di molto. Nella ripresa però, dopo la conclusione di Salerno che esalta le doti di Andrea Bontempo, la luntina torna a spingere accarezzando a più riprese il pareggio, ci prova Rasi ma spara alto da pochi passi. Successivamente Jack Bontempo dalla bandierina mette in mezzo ma nessuno riesce a spingere il pallone in rete, quindi Lima si libera al limite dell'area alzando troppo la mira e infine ancora Rasi tutto solo davanti alla porta spara incredibilmente alto. Gli sforzi degli aluntini vengono premiati però al minuto 80 quando Franco Mammana in acrobazia mette alle spalle di D'Amico il pallone che regala ai suoi il gol dell'1-1. A questo punto i locali ci credono e 3 minuti dopo ribaltano tutto grazie a Marco Lunghitano che da 0 metri deve solo spingere in rete l'ottimo lavoro di Alessio Lunghitano, facendo così Aluntina 2 Mistretta 1. Nell'occasione però vibranti le proteste dei biancoazzurri che vorrebbero la rete annullata in quanto il pallone avrebbe superato la linea di fondo, ma il signor Ingrassia non è dello stesso avviso e convalida il gol. Nonostante ciò nel finale gli amastratini tentano l'assalto disperato ma i loro sforzi non producono il pareggio sperato. Per l'Aluntina è la seconda vittoria in campionato, locali che salgono a quota 9 punti e rimangono in penultima posizione a -3 dalla zona salvezza, mentre il Mistretta scivola al sesto posto con 25 punti a -2 lunghezze dalla zona playoff, ma con una gara ancora da recuperare. Il duello in testa alla classifica del girone B di promozione si fa sempre più serrato, la Messana da una parte, il San Fratello Acquedolcese dall'altra, divise da 3 punti. Nella terza giornata del girone di ritorno i giallorossi di mister Giuseppe Cosimini fanno visita alla Sant'Angiolese a metà classifica dopo lo 0-0 contro la Valdinisi. Le scelte del tecnico milazzese che deve fare a meno degli squalificati Fragapane e Cannavò e dell'infortunato Mondello, Ferrara tra i pali, in difesa Tricamo, Misidi e Ardiri larghi sugli esterni a centrocampo, Giosuè e Giuseppe Bonasera nel cuore del gioco, Rizzo e Ferraù in avanti, Ventra, Barbera e Sheriff Sonco, classe 2007, doppietta nell'ultimo turno per lui. Partiamo col film del primo tempo dopo 3 di gioco, triangolo lungo tra Rizzo e Ventra con l'attaccante che la scarica all'indietro per il centrocampista numero 10 sulle spalle, il destro però è da rivedere. Minuto 6, calcio d'angolo di Ferraù, il mancino velenoso come sempre sul secondo palo trova l'appuntamento, Barbera che arriva leggermente in ritardo e non la mette verso la rete, 11°. Barbera salta di netto Tranchita che lo stende all'ingresso in area di rigore, massima punizione per la Messana. Questa è la scelta del fischietto palermitano, dal dischetto va Ferraù che però si fa ipnotizzare dall'estremo difensore Caserta che para e tiene a galla la Sant'Angiolese. Si resta sullo 0-0 al 13°, però salgono i giri del motore della formazione di mister Nardi col mancino di Tranchita che finisce di poco fuori, 14°, colpo di testa di Todero ancora per Tranchita, forte in mezzo alla ricerca di un compagno, una provvidenziale deviazione fa finire il pallone sul fondo. Minuto 19, ancora in avanti, stavolta a sinistra Sant'Angiolese con Guzman che cerca il pallone all'indietro, Tranchita la girata provvidenziale, l'intervento in questo caso di Riccardo Ferrara. Minuto 25, torna a battere la Messana grazie al gran lavoro in mezzo a 3 avversari di Sonco, li trascina letteralmente, poi la mette a sinistra per Barbera, aspetta l'arrivo puntuale di Giuseppe Bonasera, lo serve con lo scavetto, bellissima azione della Messana, Rizzo va di prima intenzione, va a colpo sicuro ma la mette alta, arriviamo fino al 31° perché Ardiri decide che è il momento di fare calcio, il sinistro è visionario, un filtrante clamoroso per Barbera dentro da Sonco, azione da PlayStation, 0-1 della Messana, terzo gol in 2 partite per questo classe 2007, segnatevi il nome, ne sentiremo sicuramente parlare in futuro, ma nel frattempo vanno tutti ad abbracciare Ardiri, protagonista di un assist bellissimo nell'occasione. Arriva quindi il vantaggio giallo-rosso al 32°, ancora Sonco, Barbera la mette per Ferraù, l'esterno di Rizzo per il classe 2007 che butta giù il difensore avversario, era tutto fermo per posizione di fuorigioco, nonostante tutto aveva gonfiato l'incrocio Sonco. Minuto 41 e Rizzo a rubare il pallone a centrocampo a Celi, l'assist è per Barbera, il pallone viene solo toccato, solo sporcato da Caserta che non può evitare lo 0-2, la Messana ancora in rete mette in discesa la partita
la capolista grazie all'1-2 firmato Sonco Barbera, e finisce così il primo tempo al comunale di Sant'Angelo di Brolo. Sant'Angiolese 0, Messana 2. Inizia la ripresa, la spazzata di Ardiri e l'assist giusto per Barbera, che parte scatenato, indiavolato, ne salta uno, ne salta due, passa in area di rigore, ancora Barbera, la sterzata e poi la conclusione. Arriva probabilmente stanco, va col mancino in bocca a Caserta, ma la Messana mette le tende nella metà campo avversaria. Rizzo su punizione da Giuseppe Bonasera, cerca Barbera in mezzo, probabilmente anticipa anche Trigamo, sfuma la chance per la Messana che al 52esimo si ripresenta al tiro, punizione di Ferraù, messa fuori. Ardiri arriva al mancino che stavolta è sbilenco e termina direttamente sul fondo. Minuto 55, Tamburella a centrocampo, Giuseppe Rizzo che la apre a destra per Ventra, ancora lungolinea Giosuè Bonasera, l'inserimento è di Ferraù, il mancino elegante, preciso ma non potente quanto basta per battere Caserta, poi la difesa chiude su Sonco, ultima occasione per il classe 2007 che esce poco dopo al suo posto Gargiulo, il cambio, il secondo invece arriva all'80esimo con Ventra che esce al posto di Arena. Nel frattempo 82esimo Cangemi impegna così Super Ferrara in calcio d'angolo da corner, all'83esimo ci riprova la Sant'Angiolese, Fantino direttamente sull'esterno della rete. 87esimo Rizzo mette a destra da Gargiulo, cerca lì vicino Barbera e poi si sovrappone, si chiude il triangolo con Gargiulo che si invola in area di rigore, cerca il diagonale col destro, Caserta respinge bene, ci sarà tempo nel finale anche per Crisafulli al posto di Barbera e poi la festa della Messana che va a violare il campo della Sant'Angiolese. Finisce 0-2 con i gol nel primo tempo realizzati da Sonco e Barbera per una notte a +4 sul San Fratello Acquedolcese. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Nemmeno contro la Polisportiva Sant'Alessio, fanalino di coda del girone B di promozione, l'Atletico Messina riesce a cancellare lo 0 nella casella delle vittorie casalinghe. La squadra dello Stretto infatti davanti ai propri tifosi deve cedere l'intera posta in palio anche all'ultima della classe, che da par suo può brindare invece alla prima vittoria del campionato. Sono comunque locali a provarci con Arena, il cui piazzato chiama Caspanello alla respinta, ma al primo vero affondo a passare è la Polisportiva Sant'Alessio su calcio di rigore concesso dal signor Cassia Succallico e con esse che dal dischetto spiazza Previti, spianando i suoi la strada verso la prima vittoria stagionale. L'Atletico non ci sta, ma prima una super parata di Caspanello nega a Guglielmo la gioia del pareggio e poi Di Natale da pochi passi non trova l'impatto sulla punizione di Briganti. Dall'altra parte il Sant'Alessio prova a chiudere la sfida ed è ancora a esse a calciare a rete, trovando però l'ottima risposta in angolo di Previti. Insistono gli ospiti, ma il destro di Castiglio non centra lo specchio della porta. Bersaglio che nella ripresa non trova nemmeno Briganti, il cui piazzato si perde fuori per questioni di centimetri. Il Sant'Alessio non sta a guardare, rispondendo con il tiro da fuori di Castiglio. Previti risponde presente. Poi nel finale l'Atletico tenta l'assalto disperato, ma le conclusioni di La Corte prima e Guglielmo poi non sortiscono il pareggio sperato. Per l'Atletico è la terza sconfitta di fila, locali che rimangono al quartultimo posto con 12 punti, mentre il Sant'Alessio sale a quota 6 ma rimane ancora fanalino di coda. Dobbiamo certamente attendere lo scontro diretto per capire chi vincerà questo girone B del campionato di promozione. È ormai decisamente un duello a due, Messana 1966 e San Fratello Acquedolcese. Voltiamo pagina perché adesso parliamo del girone C. Anche nel girone C sono due le squadre che si battagliano per la vittoria finale. Parliamo del Camarat 1972 e del Giarre Calcio. Ma guardiamo i risultati di domenica. Belpasso 2014 batte Santa Domenica Vittoria 2-1. Aragona Calcio batte San Pietro Calcio 6-1. Santa Venerina Giarre Calcio 3-3. Camarat 1972 batte Villarosa San Sebastiano 3-0. Nicosia batte RSC Riposto 1-0. Ed infine Sera di Falco 2, Casteltermini 1. Ha riposato il Gemini Calcio. Solo 3 punti il distacco tra Camarat 1972 e Giarre Calcio, pertanto giochi ancora aperti. Guardiamo la classifica.
Camarat 1972 36 punti, 33 Giarre Calcio, 26 Aragona Calcio, con 25 il Nicosia, 24 Belpasso 2014, 20 punti Gemini Calcio e Villa Rosa San Sebastiano, con 19 il Santa Domenica Vittoria, 17 punti Santa Venerina e Casteltermini, 16 punti Serra di Falco, 11 RSC Riposto, ultima in classifica con un punto San Pietro Calcio. Vetta solitaria nel girone C e tanta voglia di allungare sul secondo posto nella terza giornata del campionato di promozione per il girone di ritorno. Il Camarat punta al bottino pieno e dalla continuità. Dopo il successo netto esterno contro il Giarre nello scontro diretto, i padroni di casa ospitano il Villa Rosa San Sebastiano, compagine ospite che si trova a metà classifica e reduce dalla pesante sconfitta per 4-1 contro il Nicosia. Padroni di casa che si schierano con Tarantino, Mustafa, Pettinato, Sclafani, Vizzini, Noto, Lupo, King, Serio, Velardi e Marrone. Rispondono gli ospiti con Sienco, Bonanno, Buscemi, Castellana, Losada, Bo, Ragoi, Alfarini, Mauceri, Medenica e Polito. Tutto pronto per il film del primo tempo, le formazioni fanno il loro ingresso in campo in maglia bianca-azzurra. I padroni di casa del Camarat, gli ospiti rispondono in tenuta giallo-blu. Padroni di casa che mettono subito in chiaro le cose, 4 minuti apertura a sinistra per Sclafani che punta il diretto avversario, lo supera nettamente, crossa sul secondo palo dove c'è il colpo di testa di King che però la mette oltre la traversa. Al 13esimo c'è un calcio di punizione in favore dei locali, è Serio che prova a scodellarla dentro, colpo di tacco di Noto, gran gol, quello che vale il vantaggio del Camarat. Intuizione del numero 21 che sulla punizione tagliata di Serio ci va di tacco e lascia di sasso l'estremo difensore avversario. Al 22esimo provano a rispondere quelli del Villa Rosa San Sebastiano, pallone in area di rigore per Medenica che trova solamente l'esterno della rete. Minuto 33 si attiva Gioacchino Serio e quando lo fa sono sempre dolori per le difese avversarie. Parte dalla sinistra, punta all'area di rigore, ancora Serio, passa in mezzo a due avversari, spara con il destro e batte l'estremo difensore Sienco. 2-0 del Camarat, festeggia la Cole Palmer. Gioacchino Serio ancora una perla in questa stagione per lui. Minuto 39, non si ferma il Camarat, cross dalla sinistra allontanato sui piedi di Vito Lupo che cerca il destro dai 25 metri. Sienco ci mette una pezza e la va a deviare in calcio d'angolo. Finisce così il primo tempo, 2-0 tra Camarat e Villa Rosa. I gol, quello di tacco di Noto e quello di Serio. Possiamo partire allora con il film della ripresa al 57esimo e ancora una volta la formazione padrone di casa a partire forte con Serio che cerca il lancio in zona marrone, viene chiuso però dall'uscita dell'ex Enna Sienco. Minuto 63 si chiude definitivamente ogni discorso, c'è un tentativo su calcio di punizione di Serio respinto da Sienco, non alla perfezione, arriva e ringrazia Baio che infila il tris. 3-0 del Camarat. Minuto 77 cerca anche il poker la compagine locale e lo sfiora con Sclafani, tentativo ancora una volta su calcio di punizione, non arriva la deviazione sotto porta del numero 14. Finisce così, finisce con l'allungo in classifica perché pareggia il Giarre. Il Camarat allora va a +3. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Domenica 19 gennaio, Russo Sebastiano Calcio Nicosia culmina così una delle settimane più complicate per i ripostesi, con l'avvicendamento tecnico in panchina tra il dimissionario Eugenio Seminara ed il neo mister Saverio Rapisarda. Necessità di punti salvezza per la RSC, voglia di rimanere in scia playoff per i biancorossi di mister Fabio Picone. La prima chance del match è proprio per i ripostesi, con Tomarchio che da metà campo su punizione scodella alla ricerca delle punte, sfera respinta, Orofino col tacco nuovamente in avanti, rimpallo che favorisce Castorina, sinistro al volo dell'11 che per poco non trova un gol spaziale. Risposta a Nicosia con questa seconda palla raccolta da Vasquez che trova Lopez in verticale che arriva in aria davanti a Calabretta, si fa ipnotizzare dal numero 1 ripostese che blocca. Minuto dopo però è ancora il Nicosia a creare pericoli, qui Garriga scappa via con astuzia sulla destra, riesce ad entrare in aria, pallone arretrato ancora per Lopez che stavolta costringe Calabretta al paratone
Nel finale punizione ancora per gli ospiti, va Gazzana sul punto di battuta, cross sul primo palo, deviazione, sfera di poco fuori, senza particolari grattacapi. 0-0 al riposo, con in mezzo però l'espulsione di Calabretta proprio dopo il fischio finale del primo tempo. Attacca il Nicosia in apertura su azione di rimessa, pallone che viene messo fuori sul secondo palo, sbuca Oviedo che col destro pesca l'angolino e fa 0-1. La sbloccano così gli ospiti al sesto della ripresa, la firma di Santiago Oviedo che porta in vantaggio il Nicosia. Risposta immediata della RSC, poco dopo infatti pallone in mezzo che viene rimpallato, c'è Fisichella che prova a porta vuota ma viene murato sul più bello. Poco dopo altra grande azione sulla destra che coinvolge Marraffino, cross del 7 per Guerra che taglia sul primo palo ma si divora clamorosamente il gol del pareggio, il 4 ripostese. Più avanti altra grossa opportunità, Tomarchio su punizione trova Parisi che di testa non trova lo specchio a centro area. Tocca allora al Nicosia rispondere con l'uomo in più, Garriga innescato in aria, prova col sinistro al volo e spacca il palo. Ancora il 9 biancorosso protagonista nel finale con questo contropiede che potrebbe chiudere il match. Sgasa Garriga davanti a Dilettoso, pallonetto, pallone fuori. Morde la RSC che ci prova in tutti i modi, altra smistata in avanti, Ruggeri di testa per Fisichella, anticipato da Navarro che vola e la mette in angolo. L'ultima chance del match proprio sul corner successivo di Tomarchio, stacca Fisichella, tutti a protestare per un possibile tocco di mani, ma non c'è nulla per il direttore di gara. Sarà questo l'ultimo frame di questa sfida che termina così. Triplice fischio al Luigi Averna di Torre Archirafi, vince il Nicosia contro la RSC che tornerà in campo domenica prossima contro il Giarre. Un'altra vittoria per il Niscemi FC. Ormai a questo punto probabilmente i giochi sono proprio fatti in questo girone D del campionato di promozione. Ma guardiamo per intanto i risultati di domenica. Aci Galatea batte Aci Bonaccorsi 2-1. Priolo FC batte Frigentini 2-1. Aci Catena Gimini Cascordia 1-1. Città di Canicattini batte Scicli 3-2. Niscemi FC batte Gela 4-2. Notocalcio batte Pro Ragusa 1-0. Atletico Megara batte Santa Croce 3-0. Sono 10 punti di distacco del Niscemi FC dalla sua diretta concorrente. Parliamo dell'Atletico Megara. Questa è la classifica. La squadra di Comandatore al primo posto con 45 punti, con 35 Atletico Megara. 31 punti Priolo FC, con 27 Pro Ragusa, con 25 Gela. 24 punti per l'Aci Catena Calcio, con 22 il Noto Calcio, 18 punti Scicli e Gemini Cascordia, 16 punti Santa Croce, con 15 Aci e Galatea. Chiudono la classifica il terzetto Aci Bonaccorsi Calcio, Città di Canicattini e Frigentini con 14 punti. Bonus salvezza in fumo dopo la luce in zona salvezza, riaccesasi nelle prime 2 giornate di ritorno contro Scordie e Santa Croce, 4 punti in 2 partite. L'Aci Bonaccorsi torna in zona pericolo nel sabato di uno scontro direttissimo che fa felice. L'Aci e Galatea, ex fanalino di coda del girone D di promozione, e oggi in zona più riparata di classifica. Prima tra i pali per un altro portiere di stagione, Fabrizio Valastro, che difende la porta dell'Aci Bonaccorsi nella sfida che è quasi un neoclassico di questo torneo di promozione dopo i fasti della Coppa Italia e di settembre che hanno sorriso ai padroni di casa di oggi. Proprio i blu del tecnico Peppe D'Antone vanno vicini al vantaggio con divenuto su punizione di Maesano. Tentativo neutralizzato da Caffo a metà tempo per questo attacco alle spalle di Tosto da parte di Di Paola. Punizione per i Granata che segna il primo spartiacque della partita. Caruso mette in mezzo per la testa di un ex Danilo Mirabella che qui aveva iniziato la stagione. Proprio lui, il difensore, porta in vantaggio l'Aci e Galatea per 1-0. Proteste alla mezz'ora per questa presunta entrata di Nicotra su Di Paola, niente provvedimenti disciplinari da parte dell'arbitro Leone di Agrigento. Poi è l'imprecisione a caratterizzare la parte finale di primo tempo scorciapino per Isaia, ormai ristabilito dall'infortunio, lancio in direzione di Calarco, scatto di Divenuto che col sinistro delude le aspettative in zona gol.
L'Aci Bonaccorsi rimane in avanti ma rischia grosso in contropiede. Caruso anticipa Isaia e lancia tosto, palla orizzontale su Nicotra che si fa ipnotizzare da Valastro. Finisce così 0-1 il primo tempo al Comunale. L'Aci Bonaccorsi è chiaro che deve fare molto ma molto di più, e qualcosa si vede nella ripresa. Sferrazzo, soluzione laterale, chiamata Romano e Nicosia. Gran lavoro e gran palla in mezzo quasi dal fondo, Calarco in ritardo e così respirano gli ospiti. Effetto sorpresa targato Maesano, calcio di punizione da destra, Caffo si rifugia in angolo e lo stesso accade più avanti con una punizione battuta sull'altra sponda con Calarco che non ci arriva a ribadire sotto porta. Il gol dell'Aci Bonaccorsi è nell'area, auto di Scorciapino per Divenuto che la lavora e la fa passare stretto come a sinistra. Si coordina a centro area quel tanto che basta Carmelo Nicosia per andare a pareggiare i conti. A metà ripresa, secondo gol in stagione per l'esterno d'attacco dell'Aci Bonaccorsi, secondo tempo sicuramente diverso per i padroni di casa che raccolgono i frutti degli sforzi offensivi, ma si fanno tradire dall'eccessiva foga quando vanno ad un passo dal sorpasso sull'asse Maesano Divenuto, e il rammarico qui è davvero tanto, perché a causa di quest'altro contatto che coinvolge Di Paola, ma stavolta su un presunto intervento passibile di calcio di punizione su Copia, l'Aci e Galatea si ritrova di nuovo avanti nel giro di pochissimi minuti. Punizione di Caruso, Balastro respinge senza alcuna marcatura sulla corrente Copia che mette dentro per il gol partita 1-2. Entra Strano al posto di Isaia, poi c'era Suolo al posto di Paola, quindi Costantino per Abramo. Tutti in avanti quelli dell'Aci Bonaccorsi per arpionare almeno un pareggio incredibilmente gettato alle ortiche qualche minuto prima. Spazio a qualche protesta, soprattutto nel caso di una caduta di Costantino in area, ma si prosegue. Poi Maesano la filtra su punizione per Nicosia che arriva in ritardo all'impatto con la sfera. Esulta così l'Aci e Galatea che vince ad Aci Bonaccorsi per 2-1 senza particolari sforzi e vendica col medesimo punteggio la sconfitta dell'andata. L'Aci Bonaccorsi torna dunque nel pantano della zona a rischio e si rimetterà presto al lavoro per recarsi a Modica, dove lo attenderà un'altra sfida da dentro o fuori con il Frigintini. Dopo la grande e importante vittoria sul Priolo, per la Cicatena è caccia ad altri 3 punti. I catenoti affrontano lo Scordia per la quarta volta in stagione dopo le 2 di Coppa, con conseguente passaggio del turno dei biancorossi e il match d'andata. Padroni di casa che prendono subito il comando delle operazioni. Magro riceve a sinistra, può spingere, poi fermato per un attimo, subentra De Emanuele che salta con lo stop a un avversario. Il cross che diventa un tiro, Nicotra a gran riflesso si salva in corner. Giacone avanza palla al piede, poi cerca in profondità Carbonaro, attaccato da 2 avversari. Recupera palla allo Scordia che può partire in contropiede con Calì. Calì alza la testa, suggerimento filtrante per Spampinato. Spampinato davanti a Romano, spreca tutto cercando il pallonetto. Ospiti che provano a costruire dal basso nonostante il pressing alto dei catenoti. Favara si gira, rischia Favara, scivola, forse fallo susciuto, poi Carbonaro, il piede di Nicotra. Proteste vibranti però in casa Cicatena per questo contatto Favara asciuto. Non c'è nulla per il direttore di gara. Punizione interessante per la squadra di Provenzano, la batte Favara sul secondo palo, esce Romano che non trova il pallone, lo trova Calì ma senza centrare il bersaglio. 26esimo, Calì, serve Favara, Favara alza la testa, va al lancio lungo per Sottile, posizione giudicata regolare, grande aggancio di Sottile, Sottile il mancino che non lascia scampo a Romano, lo Scordia passa in vantaggio. Fra le proteste dei catenoti per la posizione di Sottile, questa è la posizione del numero 20 a pallone però già ampiamente partito, le immagini dunque non chiariscono l'episodio. Un cambio obbligato per Mister Manca, si ferma Furnari per infortunio, dentro Salvo Torrisi. A Cicatena alla ricerca del pari nel finale del primo tempo, rinvio lunghissimo di Romano che finisce dentro l'area di rigore avversaria. De Emanuele a duello con Aversa, De Emanuele la mette al centro, sciuta il destro, respinge Nicotra, ancora asciuto, salvataggio miracoloso di Egitto. Ad inizio ripresa subito un cambio offensivo, fuori Napoli, dentro Condorelli. La squadra di Manca schiaccia gli avversari nella propria metà campo fin dalle prime battute. Calì, lancio per Magro, la sponda per Torrisi. Torrisi salta in velocità Egitto, la mette in mezzo per Carbonaro. Carbonaro, l'assist per De Emanuele, il tiro respinto. Ma tante proteste, tantissime dalla panchina catenota per il contrasto De Emanuele Spampinato. Anche qui l'arbitro ha lasciato proseguire. Sciuto, allarga a destra per De Emanuele. De Emanuele può avanzare, poi filtrante, grande palla per Carbonaro, posizione regolare. Carbonaro il destro, beffa sul primo palo Nicotra.
e segna l'1-1. Nino Carbonaro, 11 in campionato per lui. Momento favorevole per i padroni di casa. De Emanuele centra un avversario, poi Calì alimenta l'azione e pesca Condorelli che si può girare liberamente, avanza indisturbato. L'assist per Carbonaro, Carbonaro la conclusione, stavolta calcia alto. Calì va al lancio in profondità nella zona di Condorelli che si impegna per tenere il pallone in campo, ci riesce, poi va all'1 contro 1 con Aiello. Condorelli, serie di finte, poi sterzata, Condorelli la mette al centro, Carbonaro si gira di un soffio al lato. Altro cambio per la Cicatena, fuorisciuto, dentro Garozzo. Prosegue l'assalto dei catenoti, Ranno per Strano, di prima intenzione, verso Carbonaro che tocca il pallone, favorisce Torrisi, Torrisi dentro, per De Emanuele, respinge Nicotra. Un'altra sostituzione per Mister Manca, fuori Condorelli, dentro Lorenzo Longo. Minuto 84, Strano allarga verso Ranno. Ranno, il traversone bellissimo per Carbonaro di testa, traversa, sfortunatissimo, poi Longo verso Magro, la conclusione è respinta, ancora Magro senza centrare la porta. Ultimi disperati tentativi dei padroni di casa, Garozzo per Magro, il traversone teso per Torrisi, strepitoso Nicotra che salva l'1-1. Minuti di recupero, Carbonaro la mette in aria, test di Egitto, riparte lo Scordia con Nobile, lancia in profondità, Massimo Sottile in posizione regolare, Sottile accelera, rientra sul mancino, Sottile la conclusione sul fondo. Un pareggio per 1-1 dei tanti rimpianti per la Cicatena. Non è bastato un secondo tempo di assoluto spessore, ricco di intensità e soprattutto occasioni. La poca concretezza e le parate di un Nicotra in grande giornata e qualche decisione dubbia non permettono alla squadra di Marcello Manca di superare l'ostacolo Scordia, che invece conquista un punto prezioso in chiave salvezza. Sabato prossimo i catenoti sono attesi in una sfida di alta classifica in casa del Pro Ragusa, quarta in graduatoria. Servirà cattiveria sportiva, attenzione e concentrazione per tornare a casa con l'intera posta in palio. Penso che abbiamo fatto un grande secondo tempo, si poteva vincere la partita. Niente, purtroppo è andata così, dobbiamo cercare di mettere da parte questa partita e pensare all'altra che affronteremo sabato Pro Ragusa. Come potete vedere hanno fatto il loro ingresso in campo le squadre di Niscemi e Vigorgela che daranno vita al match valido per la terza giornata di ritorno del campionato di promozione Girone D. C'è la prima azione del Niscemi con De Leonardis, pallone in mezzo per la conclusione da parte di Dio, prima occasione del Niscemi. Però c'è il fuorigioco segnalato dall'assistente Boyang, macina metri Boyang, poi serve dall'altra parte lateralmente, vediamo l'incursione del Niscemi e c'è la prima occasione mancata da Niscemi con Amaja. Occhio che qua nel frattempo la Vigor si propone in avanti, c'è questo pallone in mezzo e c'è il gol del vantaggio da parte della Vigorgela, un'azione che è partita per vie laterali, il gol è stato realizzato da Nobile, Deuma ha messo in mezzo il pallone e Nobile ha colpito a volo la sfera proprio in prossimità dell'area piccola e ha portato in vantaggio la Vigorgela al 16° minuto di gioco. Attenzione al traversone in mezzo, il colpo di testa di Amaja, il gol del Tanche, Amaja realizza il gol del pareggio di testa al 22°, come solito suo di testa Amaja realizza il 20° gol in campionato. Occhio a Dio che è molto veloce, Dio che potrebbe mettere in mezzo per Boyang, Boyang di tanto bello! Gol di Boyang! Un gol di Boyang! Un gol di fattura splendida! Messa a segno da Boyang! Ma cosa ha realizzato? Il pallone messo da Dio e Boyang con un colpo di tacco che ricorda Brabat Mager, un colpo di tacco che va a pizzicare il palo e che poi finisce in rete. 2-1 del Niscemi. Si gioca ancora con Dio di testa e gol! 3-1! Mamadou Dio! Minuto 38, 3-1, qua Pino Buongiorno di Caltagirone.
stiamo assistendo, 3 gol, uno più bello dell'altro. Qui Dio ha colpito di testa, il pallone è schizzato a terra ed è diventata una parabola stupenda che si è andata a infilare proprio a fin di palo per il 3-1. Si gioca adesso nella metacampo del Niscemi, c'è il fischio del direttore di gara, il signor Vincenzo Pio Merlino di Palermo. Può bastare qui, il primo tempo si conclude 3-1 per il Niscemi. Ci sono 4 giocatori Niscemi, 4 contro 2, Niscemi che può sfruttare questa opzione di contropiede con Amagia che potrebbe provare il tiro e poi riesce a metterci una pezza Mangione. Però occhiolino a questa azione con Dio, Niscemi pericoloso in avanti. Vediamo cosa combina il francese. Boyang e un rigore in movimento per Amagia che va a realizzare il gol del 4-1. Azione corale del Niscemi. Dio che lateralmente se ne va, finta di Boyang e Amagia, rigore in movimento per il 4-1 del Niscemi. Secondo me l'hanno voluta lasciare proprio ad Amagia questa esecuzione. Occhio nel frattempo al tiro, scagliato dalla Vigorgela, Dibba, Mohamed Oci, prova ad andarsene Mohamed Oci, calcio di rigore per la Vigorgela. Vediamo questo calcio di rigore che può permettere di accorciare distanze, Campanaro contro Dibba, parte Campanaro, gol, spiazza Dibba. Tirato bene il calcio di rigore, non ha avuto esitazioni Campanaro, Dibba da una parte, il pallone dall'altra per il gol del 4-2, una partita che oramai ha poco da raccontare se non il fischio finale del direttore di gara che arriva in questo momento. E allora il Niscemi chiude la pratica Vigorgela, 4-2, arriva alla 15ª vittoria. Oggi abbiamo incontrato un'ottima Vigorgela che nei primi 15 minuti ci ha messo in serie difficoltà, anche per un atteggiamento nostro non consueto, perché abbiamo giocato troppo bassi e andavamo poco sulla pressione della palla. Poi dopo il gol loro sembra che ci siamo svegliati e i ragazzi poi hanno iniziato a macinare il gioco e alla fine penso che la vittoria sia meritata. E dopo il consueto spazio dedicato al campionato di promozione, adesso parliamo di prima categoria e parte subito il rullo con i risultati, le immagini e le classifiche.
Sul sintetico del Pietro Cangemi va in scena la terza giornata del girone di ritorno valevole per il campionato di prima categoria. Il Torregrotta ospita la Nuova Peloro per un match che vale tanto per gli obiettivi di entrambe le squadre. I padroni di casa, che occupano il terzo posto in classifica, sono reduci dal pareggio di Lingua Glossa e con un gap di 5 lunghezze dalla vetta. Sul fronte opposto i messinesi vogliono allungare sulla zona rossa di graduatoria dopo il pareggio ottenuto contro i Ralità la Franco Zagami. La compagine torrese per affrontare la sfida: Fodi, Ferlazzo, Giordano, Pergolizzi, Crucitti, Battaglia, Durante, Isgro, Rotella, Aloe, Rasà. Risponde la Nuova Peloro con Arena, Parisi, D'Urso, Monteleone, Peditto, Manciagli, Mattia, Manciagli, Raffaele, Esposito, Currò, Tati e Mamone. Si parte con le firme del primo tempo. Torregrotta al 19esimo, Aloe per Rasà che colpisce la traversa. 22esimo, ancora il Torregrotta, sventagliata di Crucitti per Aloe, riesce a mettere il pallone giù in mezzo a due avversari, palla dentro dove c'è il tentativo a colpo sicuro del neo arrivato Rasà, termina sul fondo. 25esimo, ancora rimessa laterale di Crucitti per Aloe, se la porta avanti col controllo di ginocchio, poi il destro che non gira abbastanza per avvalere il vantaggio rosso-blu. Minuto 28, il lancio di Giordano viene sporcato ma è efficace, comunque arriva ad Aloe, destro improvviso, pallone che viene messo in calcio d'angolo da Cristian Arena. Minuto 32, palla a Durante, il cross arriva a Rasà che troverebbe il gol ma viene tutto fermato per presunta posizione di fuorigioco dell'ex Monforte. Minuto 36, lancio di Giordano, Rotella riesce a colpire di testa e a far proseguire la traiettoria per Rasà, conclusione di Rasà, sfera che termina sul palo, ancora il tentativo di Rotella che colpisce la traversa. Adesso il Torregrotta meriterebbe come il vantaggio ma la sfortuna fin qui dice no. Minuto 41, cross di Aloe dalla destra, Rotella tutto solo sul secondo palo, trova all'esterno della rete. Finisce così il primo tempo 0-0 tra Torregrotta e Nuova Peloro, ma tantissime le occasioni fallite dai rossoblù che contano già 3 lenni. Partiamo con il film della ripresa, c'è un cambio nell'intervallo dentro, infatti Antonio Isgro, altro colpo da 90 nel mercato invernale del Torregrotta, fuori Alessandro Isgro al 48esimo, Rasà mette sul fondo col colpo di testa al 55esimo, angolo di Giordano per Pergolizzi, ennesimo palo per il Torregrotta, non sa più a che santo votarsi la compagine di casa. Minuto 56, il cross del neo entrato Isgro per Rotella che però la mette direttamente fuori. Minuto 59, Torregrotta impazzito in zona offensiva con Ferlazzo, lungo linea da Isgro, tantissimo spazio per il numero 16, ingresso in area di rigore, sguardo in mezzo, colpo all'indietro per Rasà che la controlla e viene steso così da un difensore giallo-blu. Arriva il calcio di rigore per il Torregrotta, l'occasione di trovare il vantaggio non se la lascia sfuggire Giovanni Giordano, rigore a incrociare, a spiazzare Arena e a valere l'1-0 dei padroni di casa. Minuto 63, la Nuova Peloro è ancora in partita, il pallone finisce in area di rigore dove c'è Tadì che prova a girarsi ma c'è la parata facile da parte dell'estremo difensore Fodi. Arriviamo fino al 68esimo, entra Consolo Coniglio, fuori Rotella. Minuto 71, Crucitti va a lanciare in maniera meravigliosa Isgro, ancora troppo spazio per Isgro che punta il diretto avversario, sterza, ce l'ha sul mancino, ancora Isgro a provare il primo palo, a trovare solamente invece la linea di fondo. Minuto 75, calcio di punizione di Raffaele Manciagli, pallone che sfiora l'incrocio, ancora il risultato dice che il match è aperto. Minuto 79, Aloe recupera il pallone e la mette in avanti per Rasà che secondo il direttore di gara scatta sul filo del fuorigioco, scarta il portiere e la mette dentro. Primo gol per Rosario Rasà in maglia Torregrotta, all'esordio vale il 2-0 e la gara che si mette in discesa contro la Nuova Peloro. Nel frattempo tocca a Trimboli per Aloe, Calabrò per Rasà, finisce così al Pietro Cangemi, importante vittoria del Torregrotta. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. È stata una partita da 2 volti, abbiamo fatto un primo tempo spettacolare dove abbiamo messo sotto la corazzata a Belpasso. Il secondo tempo gli avversari, nonostante erano in 10 uomini, hanno appunto ribaltato il risultato e stavano portando a casa il bottino pieno. Poi fortunatamente
Sapienza è riuscito al 90esimo a pescare questo jolly che ci permette di portare un punto a casa con un po' di rammarico, perché la partita doveva essere chiusa prima, però con tanta fiducia per quello che noi andremo a fare nelle prossime partite. Domenica arriverà, come si dice, la Ferrari del nostro girone, che è la capolista Bronte, e faremo di tutto per onorare questa partita e strappare una bella prestazione e anche il risultato. E siamo molto fiduciosi perché i ragazzi quotidianamente negli allenamenti settimanali si stanno impegnando tantissimo e i risultati stanno arrivando. Con il rullo dedicato al campionato di prima categoria chiudiamo qui la puntata del giovedì di Penalty in onda sul canale 19 di TVM Palermo. Noi ci vedremo mercoledì prossimo però sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold ed in quell'occasione parleremo chiaramente di Serie D ma anche di eccellenza. Per ritornare a parlare invece di promozione prima categoria vi aspetto qui sul canale 19 di TVM Palermo sempre con Penalty. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima settimana. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Siamo quelli di Penalty, anche per questa stagione ci prepariamo per un grande finale. Vi aspettiamo ogni mercoledì in diretta alle 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Ci prepariamo a vivere una lunga stagione che ci porterà poi dritti verso i Penalty Awards 2025.